nostri telegiornali riprendiamo la maratona elettorale che andrà avanti ancora fino alle 11 e oltre, insomma, per darvi conto di tutto e tutti i verdetti di questa tornata elettorale. Alle 21:15 ci darò il testimone al direttore Luigi Baciali. Saluto e ringrazio i nostri ospiti di questa fascia. Allora abbiamo il senatore Luca De Carlo, il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. Buonasera. Buonasera, grazie dell'invito. Poi abbiamo il segretario provinciale del Partito Democratico, Giovanni Zorzi. Buonasera Zorzi. Buonasera, grazie per l'invito. Il segretario coordinatore, meglio, provinciale di Forza Italia a Treviso, Fabio Chies. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Nonché sindaco di Conegliano. Stiamo aspettando Mario Conte, sindaco di Treviso, presidente di ANCI Veneto, e qui ovviamente come Lega per questi commenti ci sta per raggiungere. Allora, i verdetti ci sono e ovviamente fra poco ci collegheremo con Verona, dove c'è il ballottaggio, ci sarà il ballottaggio tra Damiano Tommasi e Federico Sboarina. A Padova la vittoria, anche se lo scrutinio è ancora in corso, ma è vittoria di Sergio Giordani, che quindi resta alla guida di Padova con una percentuale che sfiora il 60%. A Belluno 16 sezioni scrutinate su 34 ufficialmente dai leggendo, ma poi la nostra Tiziana magari ci può dare qualche aggiornamento in più. Oscar De Pellegrini al 52,33%, su Giuseppe Vignato al 29,09%. 16 su 34 è quindi un De Pellegrini che viaggia verso una vittoria al primo turno, a meno di clamorosi ribaltamenti nelle ultime sezioni. Tiziana Bolognani a Belluno. Sì, buonasera Nicola, sono con Giuseppe Vignato nel quartier generale di via Matteotti, nella sede elettorale della sua coalizione, e devo dirvi che dal nostro collegamento durante il telegiornale, quindi una ventina di minuti fa, a questo momento le cose sono cambiate nuovamente, quindi questa partita si gioca, per utilizzare sempre termini sportivi di cui si abusa frequentemente anche in queste elezioni, si gioca sul filo di lana. Vignato, qual è il suo sentimento in questo momento? Ma vediamo, aspettiamo i dati finali. Chiaramente i nostri risultati sono sotto le aspettative per una serie di concause. La prima sicuramente la bassa affluenza al voto, che sicuramente ha penalizzato più noi che gli altri schieramenti. L'altro aspetto è che è stato giudicato più favorevole una campagna di immagine di quel tipo, di immagine del personaggio, rispetto a contenuti di un programma che avrebbero rilanciato la città di Belluno, che era il nostro. E poi c'è un senso che sembra venire anche da altre città, da comuni capoluogo, dove la popolazione preferisce votare in controtendenza rispetto all'amministrazione uscente. Ecco quello che sta per esempio accadendo a Feltre. Esatto, dai dati che sono in mio possesso questo sembra essere, quindi sono scelte chiaramente decise dalla gente, chiaramente non vanno verso quella che è una completa responsabilizzazione del voto diritto-dovere, che dovrebbe essere più praticato dalla popolazione, in quanto scegliere gli amministratori locali vuol dire anche decidere sul futuro della propria comunità. Lei comunque continua a restare fiducioso, abbiamo detto che mancano un paio di sezioni ufficialmente eligendo dai risultati che vengono poi validati, però voi avete come dire, i vostri rappresentanti di lista nei vari seggi che vi comunicano i dati, i risultati in tempo reale. Sì, siamo ancora fiduciosi che dalle ultime sezioni, dai dati delle ultime sezioni che mancano, ci possa essere un'inversione di tendenza che dall'inizio invece sembrava nettamente negativa nei nostri confronti. Torniamo un attimino a parlare di nuovo dell'affluenza al voto, che a Belluno è stata bassissima, forse tra le più basse di sempre, 46 e qualcosa per cento, veramente come dire deprimente. Possiamo dire che è stata un'affluenza deprimente, anche perché si eleggeva il sindaco. Esatto, no? Non disaffezionarsi alla politica, in particolare alle scelte amministrative locali, direi che è essenzialmente fondamentalmente un errore. Insomma, bisogna partecipare, dare il proprio contributo in modo da contribuire a definire quelle che sono le scelte del proprio comune nel prossimo futuro.
Rispetto alla sua passata esperienza amministrativa, ricordiamo che lei è stato assessore nella giunta Fistarolla, ecco, rispetto a quella campagna elettorale, rispetto a quei tempi, oggi che cosa ha visto di diverso? Molta più superficialità da parte della gente, non hanno approfondito i temi che abbiamo esposto in tantissime riunioni pubbliche nei confronti a tre, c'era una maggiore partecipazione, negli anni 90 si arrivava al 66% di votanti, quindi è una cosa che sicuramente fa male questa. Nicola, se non hai domande io ti restituisco la linea e noi aspettiamo evidentemente i risultati finali che dovrebbero arrivare di qui a tra poco. Grazie mille, grazie a Tiziana Molognani e anche a Giuseppe Vignato. Allora stiamo per collegarci con Verona, Vignato. con Cristian Arboit, eccolo, lo vedo, così dopo commentiamo le due piazze di Belluno e di Verona. Andiamo da Cristian Arboit e Simone Squarcina, dietro di te la meravigliosa arena. Grazie. Sì, Nicola, buonasera a te e ai tuoi ospiti, a tutti i telespettatori. Allora, fra pochi istanti mi raggiungerà il sindaco Federico Sboarina. Poco fa è arrivato qui a Palazzo Barbieri. Siamo ovviamente in Piazza Bra, non c'è solo l'arena, non ci sono solo gli allestimenti delle opere liriche o il palazzo comunale, c'è una città che pulsa anche oggi piena di turisti. Ecco, fra pochi istanti Federico Sboarina che appunto si aggira sul 32% dei consensi, la maggior parte delle sezioni sono state scrutinate, si va verso un ballottaggio chiaro e definitivo fra il sindaco uscente Sboarina per l'appunto e l'outsider, chiamiamolo così, Damiano Tomasi, che appunto raggiunge un ragguardevole 40% più o meno, un risultato inatteso. Poco fa ce lo ha confermato lo stesso Tomasi, lo avete sentito forse nel corso del telegiornale regionale, un risultato che è andato oltre le più rosee aspettative per il centro-sinistra. Poco fa Sboarina, che per l'appunto stiamo attendendo a secondi, ha fatto appello al centrodestra, ha detto sono mancati all'appello appunto in questa prima tornata diversi voti del centrodestra, del popolo del centrodestra, che a Verona è da sempre maggioranza, quindi diciamo che nelle prossime giornate, nelle prossime 2 settimane, la sfida di Sboarina sarà proprio questa: recuperare quel popolo di centrodestra che in qualche modo ha voltato alle spalle al sindaco uscente. C'è un equilibrio tutto interno alle forze del centrodestra che si sta riallineando, ovvero Fratelli d'Italia che supera nel voto di lista la Lega, e questo è un altro fatto abbastanza eclatante. Sboarina, che un anno fa è entrato nel partito della Meloni, non con pochi mal di pancia all'interno della Lega, che poi in questi mesi ha bevuto l'amaro calice e in qualche modo ha sostenuto la corsa a sindaco di Sboarina che appunto in questi minuti è arrivato per l'appunto qui a Palazzo Barbieri. E io, Nicola, ti richiederei la linea fra pochissimo, intanto tento di riacciuffarlo, se riesco a parlare. Quindi fra poco restiamo collegati con Verona, restiamo collegati, ti tengo in preview, come si dice tecnicamente, così appena vedo che hai Sboarina andiamo subito da te, perché volevo cominciare proprio da qui, insomma. Allora poi sentiremo anche la disamina su Belluno, ma partiamo da Verona. Allora, che lettura date di questa situazione con Damiano Tomasi al 39%, Sboarina al 32%, insomma questo è il ballottaggio. Partiamo da De Carlo. Beh, insomma, intanto i miei complimenti a Tomasi per aver raggiunto comunque un ottimo risultato, una brava persona, e quindi gli elettori di centrosinistra l'hanno premiato. Dopodiché c'è una valutazione da fare, è quella che se il centrodestra fosse stato unito, oggi staremmo a dare una bella pacca sulle spalle a Tomasi, però avrebbe perso 60-40, e quindi da qui il rinnovato appello che faccio io ogni qualvolta
si debba correre sia nei comuni grandi che nei comuni piccoli che l'unione del centrodestra è garanzia di vittoria. Laddove si corre uniti è più facile vincere. Insomma, lo abbiamo visto l'anno scorso, qui c'è Fabio Chies, che è uno degli esempi di come non fare, non lui in questo caso, ma noi. Mi assumo la quota parte di responsabilità, perché laddove il centrodestra non è unito la colpa sta nel mezzo, e quindi anche qui, anche in questo caso dobbiamo fare mea culpa su tante questioni, ma anche e soprattutto utilizzarle per il futuro. Il futuro ci dice che laddove corriamo uniti noi abbiamo una grandissima possibilità di vincere. Questo ci servirà per le amministrative, ma ci servirà anche per definire il perimetro delle prossime politiche, perché c'è una forte componente di centrodestra maggioritaria in questa nazione e maggioritaria soprattutto in questa regione, che non ne può più di partiti che litigano tra di loro e che è maggioritariamente appunto orientata verso un centrodestra unito, alla quale noi dobbiamo dare una risposta chiara, seria e di unità. Quindi adesso io faccio appello ovviamente alle forze del centrodestra perché si compattino sulla figura di Federico Sbuarina, tra l'altro sindaco uscente, che vediamo e che approfitto per salutare naturalmente. Ok, allora un saluto di De Carlo, il saluto del senatore De Carlo, andiamo subito da Sbuarina, poi Chies e Zorzi. Sindaco, la saluta il senatore Luca De Carlo, che immagino conosca. Insomma. Ciao Luca, non ti vedo ma ti saluto, se mi viene certificato che mi hai salutato. Allora, Sindaco, è deluso? Come sta di fronte a questa percentuale? No, non sono deluso, perché dalle prime analisi che abbiamo fatto sono arrivati i voti, sono mancati degli elettori, nel senso che dalle analisi fatte rispetto anche ai risultati e ai sondaggi che avevamo fino all'altro giorno manca qualche punto percentuale, ma che proprio non è dato a votare, che è di area di centrodestra. Quindi siccome non c'è niente di scontato, il primo risultato l'abbiamo raggiunto. Il primo risultato era quello di andare al ballottaggio, di aver contenuto, perché poi per carità capisco che il 39% da Damiano Tomaso è un risultato importante, ma per chi conosce la nostra città dovrebbe sapere che quel 39% è la somma di quando la sinistra, il centro-sinistra e i 5 Stelle si mettono insieme, anzi a volte possono prendere anche qualcosa di più. L'altro dato è che quindi un 60-61% fa rimanere questa città una città di centrodestra. Non so quante altre città oggettivamente in Italia possono dire che hanno un elettorato per il 60 o più per cento di centrodestra. Quindi questo è il dato. Dopodiché l'elettorato di centrodestra si è diviso tra due offerte politiche evidentemente, e l'altro che era candidato non era un giocatore amatori che decide di fare la finale di Champions League, era Flavio Tosi, che è stato sindaco per 10 anni di questa città. Ricordo che c'è stato ad un certo punto qualche anno fa che era l'alternativa a Renzi per la leadership politica del centrodestra contro il centrosinistra a livello nazionale. Quindi era un giocatore di razza che ha raccolto, ma noi abbiamo raccolto molto di più, e quindi questo è il dato importante. Adesso diventa un 1 contro 1. Da una parte c'è Tommasi, la sinistra. Tommasi continua a dire che lui è un civico, che non ha i partiti. No, i partiti ce li ha, poi che non voglia andare a parlare con Letta, Conte, Di Maio quando vengono a trovarlo, per far vedere che lui è un rappresentante civico, ma la realtà è un'altra, che dietro di lui ci sono quei partiti, dietro di lui ci sono, per chi conosce la città, i Bertucco, i Benini, cioè coloro i quali nel PD e nella sinistra hanno cercato di bloccare sempre questa città, quindi hai voglia di dire che con lui la città cresce. Da questa parte c'è il centrodestra, e l'offerta politica oggi, cioè per il ballottaggio, ha un'unica proposta di centrodestra che è sottoscritto. Ecco, da questo punto di vista lei ha già contattato o è già stato contattato da Forza Italia? Ecco, facciamo chiarezza su questo punto. No, in realtà allora guardate, dopo non voglio, io direttamente oggi non l'ho fatto. Ci sono già dei contatti indiretti, più che altro ho sentito anche delle dichiarazioni che mi ha fatto molto piacere di importanti esponenti anche nazionali di Forza Italia, quindi sulla base di quella disponibilità nei prossimi minuti, prossime ore, ma molto a breve, perché il tempo non è che ci siano 6 mesi, adesso sono 14 giorni, li contatterò per sedersi attorno a un tavolo e capire come ricostruire questa squadra. Io di questo sono molto contento, perché ho sempre detto che c'era un giocatore della squadra di centrodestra che aveva deciso di giocare una partita con un'altra squadra. Adesso finalmente poter fare la finale con tutti i giocatori del centrodestra, insomma questo è importante. E Flavio Tosi lo sentirà?
Ma questo io parlo con Forza Italia perché il riferimento è quello, dopodiché vedremo, insomma. Quindi lei dice, in queste 2 settimane io lavorerò per recuperare il centrodestra, il popolo del centrodestra. Ma io mi rivolgo ai cittadini veronesi di area di centrodestra, perché questo è fondamentale. È il 60% dell'elettorato veronese. Io ai cittadini veronesi mi devo, dal mio punto di vista, rivolgere. Ultimissima battuta, poi la libero perché so che è impegnatissimo. Fratelli d'Italia supera la Lega nelle liste che la sostengono, anche questo è un dato di fatto. Sì, è un dato in cui Fratelli d'Italia fa un risultato superiore a quello della Lega. È vero che poi nelle amministrative ci sono anche le civiche che prendono i voti, tra l'altro sia Fratelli d'Italia che la Lega. L'importante è il risultato di coalizione, il risultato di squadra, e poi per quel che mi riguarda è chiaro che un buon risultato di Fratelli d'Italia per me è molto importante. Grazie. Benissimo, grazie a Cristian Arboit, grazie davvero. Nicola. Grazie davvero, allora poi ci riaggiorniamo dopo. Chi è, se ne risulta che ci sia questo contatto? Lei è coordinatore provinciale di Forza Italia a Treviso, però magari tra coordinatori provinciali vi sentite, vi risulta che sia questo contatto con Sborina? Guardi, oggi sono stato impegnato che basta con le elezioni in provincia di Treviso, per cui lascio certi problemi ad altri. Do ragione a Luca, prima il senatore De Carlo, perché dove il centrodestra si presenta unito, soprattutto non dà idea alla popolazione di divisioni, perché non c'è di peggio che complicare la vita agli elettori. Già gli elettori hanno un po' di difficoltà ad andare a votare, vediamo che nei comuni, nelle amministrative, mentre una volta era strano trovare qualche comune in cui votava meno del 50%, oggi è molto difficile trovare comuni in cui va al voto più del 50% degli aventi diritto. Questo deve farci ragionare. In più, se andiamo anche un po' a complicare la vita agli elettori dividendoci come centrodestra e non facendoli più trovare i punti di riferimento, capiamo perché poi ci troviamo in difficoltà quando andiamo ad analizzare i risultati elettorali. Per quanto riguarda Verona è successo questo, giustamente come hanno detto sia il senatore che il candidato sindaco, il centrodestra è chiaramente maggioritario a Verona, non avendo trovato prima una sintesi ci si ritrova oggi a dover andare a ballottaggio, cosa che nella maggior parte dei comuni del Veneto non succederebbe se ci fosse un accordo preventivo. Zorzi, allora partiamo da Verona, poi andiamo anche a Belluno, così poi facciamo anche il giro con gli altri ospiti su Belluno. Verona mostra una sfida che vede Tommasi in vantaggio in questa sfida del ballottaggio. Molti dicevano già oggi, insomma, beh, chiaro, ha sparato tutte le cartucce che poteva sparare e più di quello non riuscirà a fare. Ovviamente parliamo del centrodestra, dei vari altri ospiti, insomma. È così secondo lei oppure le prossime settimane potrebbero cambiare comunque lo scenario? Credo che Damiano Tommasi sia un ottimo profilo e i veronesi l'hanno capito, l'hanno apprezzato, visto il risultato del primo turno. Credo anche che in una competizione elettorale per un comune grande quanto come Verona, ma comunque parliamo sempre di un'elezione amministrativa, i rapporti di forza del quadro politico con quelli che sono poi anche i richiami nazionali a un certo punto contano fin là, nel senso che si dice che al primo turno, in Francia dicono, al primo turno si vota col cuore, al ballottaggio si vota con la testa. Io credo che sia quello il tema su cui mi auguro Damiano Tommasi, tutto il gruppo dirigente del Partito Democratico veronese, tutte le forze che sostengono la coalizione di Tommasi insisteranno in queste 2 settimane. C'è un progetto di città alternativo a quello che è stato vissuto finora del sindaco Sboarina, c'è un progetto di città nuovo che è chiaramente in coerenza con quelle che sono le sfide che una città come Verona è chiamata ad affrontare nel dopo Covid, nella situazione che stiamo vivendo ogni giorno. Damiano Tommasi è l'interprete, per noi chiaramente, è l'interprete più indicato per affrontare queste sfide. Io credo che su questi temi, al di là di quelle che sono le appartenenze politiche, l'eredità, i rapporti di forza consolidati in città, credo che sia quello il tema da affrontare. Quindi secondo me il ballottaggio arriva in un momento in una fase in cui si va oltre il fatto che per il 60% i veronesi sono di centrodestra e per il 40% sono di centrosinistra. Si apre un'altra partita, insomma. Abbiamo visto anche in passato ballottaggi che hanno letteralmente cambiato quelli che erano gli assetti consolidati nel rapporto tra forze politiche. Su Belluno, così ripartiamo anche da Belluno? Ogni turno elettorale, a parte clamorose eccezioni,
ha sempre delle luci e delle ombre. Purtroppo quello che sta succedendo in provincia di Belluno, mi riferisco sia al capoluogo sia a Feltre, non è che possono essere per noi del centro-sinistra delle piazze luminose, nel senso che sta succedendo qualcosa che non volevamo vedere, cioè una competizione aperta a fronte di, penso a Feltre, di anni di amministrazione da parte del centro-sinistra che ha dato i suoi frutti, e a Belluno a fronte di una ricomposizione anche delle forze del centro-sinistra che si erano divise. Questo a riprova del fatto che non è detto che ricomporre, no, le forze può essere a volte viatico di vittoria garantita, e quindi da questo punto di vista chiaramente ci dispiace. Adesso abbiamo sentito le parole del candidato sindaco Vignato, mi auguro insomma che per le ultime battute ci sia la possibilità di tenere viva la sfida al ballottaggio, e lì si aprirebbe un'altra partita ancora. Nel frattempo ci ha raggiunto, lo saluto, Mario Conte. Buonasera sindaco. Buonasera, chiedo scusa per il ritardo. Certamente, bellissime scarpe devo dire. Grazie. Molto particolari. Grazie. Allora, sindaco, anche a lei insomma chiedo un po' come stiamo commentando adesso Verona e Belluno, poi fra poco dovremmo anche collegarci perché è in corso, o c'è stata da poco, insomma, la conferenza stampa a Padova di Sergio Giordani, quindi cerchiamo di carpire anche qualche parola di Sergio Giordani, del segretario regionale del Partito Democratico Andrea Martella, sulla vittoria di fatto di Sergio Giordani a Padova, 80 sezioni su 206 con Giordani al 58,63%, non c'è più nulla da fare insomma per Peghin. Quale risultato diciamo la sorprende di più di oggi? Parliamo ovviamente dei capoluoghi, poi magari anche se riusciamo anche a fare qualche focus su qualche realtà più piccola, ma quale delle tre sfide secondo lei è la più interessante, quale delle tre sfide l'ha sorpresa maggiormente? Beh, ovviamente Belluno, adesso attendiamo di capire insomma come si concluderà lo spoglio, però stiamo andando verso una vittoria, speriamo, che sarebbe anche abbastanza storica, nel senso che insomma riusciamo a strappare la città di Belluno al centro-sinistra, e lo facciamo con un ottimo candidato che ha fatto una bellissima campagna elettorale e dimostra come il centro-destra unito possa ottenere, che è un po' il refrain della giornata, diciamo. E da qui salto a Verona, dove secondo me comunque con un centrodestra spaccato e con due candidati di centrodestra importanti, perché non è che c'era un candidato di spicco e uno magari un po' più sottotono, erano due candidati importanti, era fondamentale arrivare al ballottaggio. Adesso l'obiettivo è quello di ricomporre il centrodestra e soprattutto confidiamo che l'anima di centrodestra della città di Verona poi confluisca, al di là delle indicazioni che poi Tosi può dare ai suoi elettori, però era fondamentale arrivare al ballottaggio. Tommasis Boarina, vedo che la forbice è di 7 punti, 6 punti, comunque è una forbice certamente colmabile con il ballottaggio, quindi adesso dobbiamo ovviamente combattere. Per quanto riguarda la provincia di Treviso, credo che insomma abbiamo mantenuto quelli che sono le municipalità che già amministravamo, e in più abbiamo Santa Lucia con tutti i casi che ci sono stati. Dispiace un po' per Fontanelle, dove anche lì il centrodestra si è spaccato e quindi ha prevalso una delle due anime di centrodestra. Però Casale è un risultato particolare, Casale sul Sile. Casale, il nostro candidato Biotti ha fatto un'ottima campagna elettorale e credo abbia fatto anche un buon risultato. Non è stato sufficiente, però certamente anche visto come si era sviluppata la campagna elettorale, che è stata abbastanza violenta anche nelle modalità, con lettere anonime, messaggi eccetera, però insomma io credo che Biotti abbia fatto sicuramente un ottimo lavoro quando faceva l'assessore e ha fatto un'ottima campagna elettorale da candidato. Non è stato sufficiente, poi insomma i cittadini scelgono sempre il candidato e il programma migliore, quindi l'ultima parola spetta sempre a loro. Noi dobbiamo rispettare sempre quello che è la scelta dei nostri cittadini, e quindi adesso chi ha vinto si metterà a lavorare da sindaco, chi ha perso comincerà a fare un'opposizione quanto più costruttiva e per il bene del paese possibile. Benissimo, volevo chiedere una cosa, visto che è tornato un po' su Verona e poi torno anche su Casale con Zorzi, e poi andiamo su Padova, perché fra poco vedremo anche Padova. Il refrain è il centrodestra, insomma, unito, dove va unito vince.
la sensazione è quella che al ballottaggio a Verona insomma, dovrebbe esserci una convergenza, ma è così sicuro, è davvero così sicuro che due diciamo, elementi, due sezioni, due compagini che insomma, non se le sono mandate a dire in queste settimane, in questi mesi, queste settimane, poi trovino la quadra? Davvero è così? C'è una certezza di questo, c'è una sensazione di questo, De Carlo? Ma guardi, insomma, stante il fatto che Verona è imprescindibile per il centrodestra e quindi l'obiettivo finale va soprattutto, però... Al ballottaggio inizia un'altra partita e soprattutto inizia una partita tra gli elettori. Gli elettori che si sentono di centrodestra ovviamente credo che non abbiano una scelta da fare. C'è un elettore di centrodestra e c'è il centrosinistra, è tutto unito. È evidente che in questo momento, proprio per riprendere una frase di Zorzi, se si vota con la testa è evidente che l'elettore di centrodestra sceglie quella parte, fa una scelta di campo tra la sinistra e l'alternatività alla sinistra. Credo che sia una scelta facile. Dopodiché in politica esistono frizioni, esiste la capacità di ricomporre frizioni. Io da sempre lavoro per ricomporre frizioni. Certe volte ce la faccio e certe volte non ce la faccio. Però in politica la bravura sta nel mettere assieme persone e non nel dividerle, perché nel dividerle non occorre far politica, basta litigare al bar. Per mettere insieme invece bisogna trovare le cose che ci uniscono, esaltare quelle che ci uniscono e mettere da un lato, risolvere nodi di questioni che ci dividono. I ballottaggi sono anche uno spartiacque importante per fare quello che avresti dovuto fare negli ultimi mesi e che non hai fatto, e che oggi siamo chiamati a fare per il bene della città e per la nostra visione di città, e quindi dobbiamo accelerare l'operazione per ricompattare il centrodestra, e questo spetta alla classe dirigente, spetta al sindaco di fare un passo indietro su certe questioni e si tratta di sedersi di nuovo a tavola con quelli che magari fino all'altro giorno, come giustamente diceva lei, ci si era confrontati anche aspramente. Questa è la politica e non è altro. Stesso discorso può valere, Zorzi, per quanto riguarda Belluno, se si va al ballottaggio. Peraltro vi do un aggiornamento: 18 su 34, De Pellegrini scende di un po', 51, pochissimo, 51,38 rispetto ai 29,74 di Vignato. Sì, però insomma potrebbe, per quello che diceva prima Vignato, siamo sul filo di lana, vediamo, è a 51,38. È lo stesso discorso che può valere quindi per l'ala progressista di Belluno, cioè bisogna ricompattare, se si va al ballottaggio, quella situazione, e anche lì non se ne sono andate a dire, diciamo. No, chiaro, però lì ci sono condizioni per poter portare avanti un discorso di unità. Alla fine stiamo parlando comunque di due gruppi che hanno condiviso un'esperienza amministrativa. All'interno della coalizione che sostiene Vignato c'è l'ex sindaco Jacopo Massaro, dall'altra parte c'è una componente della ex appunto amministrazione Massaro. Credo che comunque ci siano più i punti in contatto che i punti di contrasto, e quindi secondo me, se si va al ballottaggio, come io naturalmente auspico, le condizioni per poter ricostruire anche quel campo di centrosinistra allargato ci sono, insomma. Allora andiamo in pubblicità, poi ripartiamo anche da Padova. Voglio sentire anche Chies di nuovo su Verona. Pubblicità.